Dai che qua andiamo, dai. Ah, con la bassa! Però sai che andiamo il cicciotto. Ci dovrei essere, ma sono qua. Ma chi può io me ne dai un caccione? No. Mettiamocelo là. Letteralmente un'impresa, un Everest da scalare per andare avanti. Dall'altro lato la leggerezza di potersi portare a casa il punto, che vuole dire qualificazione. Amici di Sportisti Ciao da Salvo Giracci, benvenuti al centro universitario sportivo di Palermo e CUS Palermo Morrone, l'ultima partita del triangolare del girone F all'interno del primo turno della fase nazionale del campionato Under 17 regionale. Situazione difficile per il CUS, che ha perso la prima partita contro l'Invicta Matera per 4-0 e adesso è costretto alla rimonta ai limiti dell'impossibile. La Morrone alla prima giornata ha battuto i Lucani per 3-2. Traduzione: ai palermitani serve soltanto vincere e con 7 gol di scarto ai calabresi basta il pareggio per qualificarsi al secondo turno e rientrare nella lista delle migliori 6 d'Italia. Le due formazioni: CUS Palermo in tenuta bianca e pantaloncini bianchi, il 4-3-3 di Ferdinando Zappavigna, allenatore della prima squadra del CUS Palermo, che prende il posto di Davide Adeola. Di Salvo in porta, in difesa da destra verso sinistra Randazzo, Aiello, Maniscalco e Palma, a centrocampo Teresi, Liga e Chiarello. Il tridente d'attacco è composto da Messina, Rosato e Piazzese. A disposizione Logalbo per la porta, poi Anzalone, Ruvolo, Giambrone, Tripoli, Vitale, Piazza Doncor e Fontana. Risponde la Morrone in tenuta granata, pantaloncini inclusi, il 4-3-3 di Mario Magarò, in porta Marano, in difesa da destra verso sinistra Bua, Migliazzo, Marchiotti e Belsito, a centrocampo Pucciano, Rende e Andronache. Il tridente composto da Termine, Lento e Viola. L'arbitro della partita è Emanuele Orlandi di Siracusa, assistito da Manfredi Canale e Giovanni Citarda, entrambi della sezione di Palermo. Diversa gente qui presente al centro universitario sportivo di Palermo. Alla Morrone basta soltanto un punto, perché in questo momento si trova a 3 punti della classifica di questo triangolare assieme all'Invicta Matera, che ha giocato ormai entrambe le partite. CUS Palermo a 0, ma con questa partita in meno servono, ripetiamo, ben 7 gol di scarto, quindi una vittoria, solamente una vittoria per 7-0, 8-1, 9-2 e così via. Abbastanza difficile. Il CUS Palermo comunque in stagione ha dimostrato di saperli fare tanti gol, ma ci troviamo praticamente in un contesto molto diverso. Parliamo di una fase nazionale del campionato regionale ormai concluso. Vedremo un po' che cosa succederà questo pomeriggio. Tutti comodi, è iniziato il match tra CUS Palermo e Morrone. Pallone preso da Luigi Viola, che cade giù, subito a calcio di punizione per i calabresi, che hanno avuto modo di giocare la prima partita di questo triangolare, l'abbiamo detto, 3-2 all'Invicta Matera. La seconda è stata quella della trasferta in Basilicata per il CUS Palermo, una partita iniziata bene per la formazione di Zappavigna, poi un 4-0 abbastanza pesante che ha condizionato praticamente l'andamento e sicuramente l'arrivo a questa gara, in cui bisognerà fare tantissimo. Nel riscaldamento la squadra di casa si è riunita in cerchio, ci ha voluto credere in qualche modo, anche se avanza Pier Francesco Lento, tolto in posizione di fuorigioco. C'è la novità nelle fasi nazionali dei campionati giovanili, c'è la terna arbitrale con i 2 assistenti rispetto alla regular season, dove c'è soltanto il singolo arbitro a gestire le operazioni. Il rinvio molto fuori dai pali, Andrea Di Salvo, c'è il pallone in profondità, Piazzese cade in area, tutto ok secondo l'arbitro, con il pallone raccolto da Fabio Marano.
il portiere della Morrone. Ovviamente due tempi da 45 minuti ciascuno. In caso di parità, lo diciamo, sarà la Morrone, perdone, ad accedere al secondo turno. Cus Palermo salirebbe a un punto, ma tutto abbastanza inutile, anche perché sopra il Cus ci sarebbe l'Invicta Matera a 3. Maniscalco, Cervaiello, in agguato Luigi Viola, il retropassaggio per Di Salvo, pallone abbastanza vagabondo nell'area di rigore del Cus Palermo. Ha gestito questo pallone con tantissima difficoltà, con tantissima pressione addosso. Qui si continua, nessun fallo secondo l'arbitro, e si va dunque in fascia. Palma, preferito nell'ultima ora rispetto a Tripoli, che siede in panchina. C'è stato questo ballottaggio tra i due, ha avuto la meglio Andrea Palma. Cus Palermo che ha terminato la regular season al primo posto del girone A del campionato regionale in Sicilia, 64 punti a più 3 rispetto al Calcio Sicilia secondo. La Morrone invece ha disputato il girone unico del campionato Under 17 regionale calabrese, finendo al terzo posto a 43 punti, a meno 7 dal rende primo. Dunque la Morrone ha fatto i playoff, li ha vinti, superando lo Sporting Corigliano grazie al punteggio di 1-1, e anche per la classifica migliore rispetto agli avversari, la fase regionale dove ha superato Segato e Rende, tra l'altro una partita finita 5-3 in trasferta, e poi come abbiamo detto il 3-2 all'Invicta Matera nella prima partita disputata in questo triangolare. Cus Palermo che invece ha avuto direttamente l'accesso alla fase regionale, saltando ovviamente i playoff, essendo stato primo in classifica, superato il GLFC nel primo turno, il Camaro in semifinale, l'Apa Normus in finale, e poi la fase nazionale con il 4-0 subito per mano dell'Invicta Matera. Rilancia via Vincenzo Belsito, pallone rimesso in gioco da Teresi, rotula sul fondo. Sicuramente ci vuole provare il Cus Palermo. Con la rimessa laterale però battuta male secondo Orlandi di Siracusa. Belsito, rimessa lunga, si cerca Lento che si mantiene lì in quella zona di campo nonostante la pressione di Carol Randazzo. Il recupero di Luigi Viola, lancio lungo, cerca Termine, ma il pallone viene controllato meglio da Palma, che guadagna anche la rimessa laterale per il suo Cus Palermo. Vai. Da una parte oggi Piazzese in campo con 20 gol in stagione, invece nella Morrone non c'è Greco, il capocannoniere dei calabresi, a 16. Al centro dell'attacco c'è Lento che ne ha fatti 13. Primo ammonito della partita, proprio Viola che ha commesso fallo su Messina. Il primo giallo estratto dall'arbitro. Messina che fu tra i marcatori
di quella finale regionale contro la Panormos, è finita 6-0 a Caltanissetta. Zoppica un po', non è comunque un gravissimo problema. Cus Palermo che ritorna a far giocare il pallone con un giocatore aggiunto praticamente, Andrea Di Salvo, il portiere. Messina la prende di testa proprio adesso, duella con Rosato nella conquista del pallone, poi Teresi non trova i compagni, rilancia via la Morrone, l'aggancio di Liga che protegge, va verso l'esterno, supera un paio di avversari, poi lancia lungo Messina, il pallone viene inizialmente mantenuto in campo, poi dopo lo stop rotola fuori. Nessun tiro pericoloso al momento, ma i ritmi sono abbastanza chiari, anche le intenzioni da parte del Cus Palermo, che è chiamato a un'impresa colossale. Ultima a toccarla è Liga. Messina, largo, si muove Rosato, pallone di ritorno sempre per Messina, poi la Morrone mette in fallo laterale. Randazzo verso Messina, vuole il traversone al volo, lo effettua, dall'altro lato si tenta l'aggancio, avanza il Cus Palermo sempre di più, Piazzese, risponde Marano, pallone per lo più centrale, eccolo qui, il primo tiro in porta del match. Liga, insiste la squadra di Zappavigna, tornato al Cus Palermo dopo 10 anni dalla primissima volta, e di conseguenza l'ultima, fece il vice allenatore, poi venne promosso come allenatore in prima nella stagione 2012-2013, era il campionato di promozione. Cus Palermo che proprio quest'anno è tornato in promozione dopo 6 anni, dopo aver perso i playout a Leonforte. Zappavigna che è tornato, non è riuscito nell'impresa, oggi proverà a farne un'altra con l'Under 17. Anche la Morrone ha disputato in Calabria l'ultimo campionato di eccellenza anche a livello di società. Si pronuncia una sfida abbastanza vincente, anche se lottare per gli obiettivi sarà un concetto diverso, perché alla Morrone basterebbe anche il pareggio oggi, mentre il Cus Palermo ha l'obbligo di vincere. Punizione, c'è Liga alla battuta, uno solo in barriera per la squadra di Magarò. Tutti pronti ad inserirsi, parte Liga, pallone a rientrare verso il secondo palo, colpo di testa, finisce fuori di pochissimo. L'occasione per il Cus Palermo. Il tentativo di Aiello è già nella seconda chance. Prima Piazzese, poco fa Aiello. Termine si ferma contro Liga, protegge, ancora Termine dietro dal lancio di Bua, il pallone però finisce fuori. Si riparte dietro da Maniscalco. Un'altra cosa che accomuna le due squadre è che lungo il corso della stagione sono stati 18 i giocatori andati a segno, praticamente quasi tutta la rosa, sia per Cus Palermo che per Morrone.
Il lancio lungo di Maniscalco, si cerca Rosato, la protezione della Morrone in difesa con il pallone spazzato via da Migliazzo. Poi il colpo con la mano e la punizione per il Cus Palermo, segnata dall'arbitro. Calcio sfortunato per Leonardo Messina. Aveva fatto bene il suo compito, poi si è ritrovato il pallone lì. Tocco di lento, non c'è nessuno però. Liga dietro da Maniscalco. Porta un po' avanti il pallone. Intervento di Marchiotti. Ma il Cus insiste, si va dietro. Maniscalco. Si ricomincia da capo con Lento che va ad attaccare. Messina, prolungamento, scivolata regolare con il recupero della Morrone. Viola voleva servire Belsito che aveva fatto un po' di metri in avanti, pallone troppo lungo. Liga gira dalle parti di Palma. Primo quarto d'ora che si sta esaurendo, sempre 0-0 con il Cus Palermo che ha avuto 2 occasioni da gol, prima con Piazzese, poi con Aiello. Ancora Giuseppe Liga, sventagliata troppo lunga a cercare Piazzese, e nuova rimessa dal fondo per Fabio Marano. Le indicazioni di Magarò a Marchiotti dopo il rilancio del proprio portiere. Piazzese fermato, pallone recuperato da Lento, spalle verso la porta anche se lontanissima, deve ripartire attraverso l'aiuto dei compagni. Cercato Viola, pallone dietro per Androna che si va larghi, il Cus spazza proprio nella panchina della Morrone. Lotta ancora Viola, colpo di testa di Liga, Teresi la prende lui, poi a duello con Luigi Viola, si va a prendere la rimessa laterale. Di testa Belsito, Liga, e per lui solito lancio al volo, cercare l'altro lato del campo Piazzese, solito funambolico esterno del Cus Palermo, cerca Messina, la mantiene in campo, è costretta a passarla all'indietro, ma la Morrone può avere una potenziale chance con Lento che allarga da Marco Termine, che però è ostacolato. Cus Palermo riparte dalla propria difesa da Andrea Di Salvo, classe 2006, quest'anno 8 presenze in eccellenza con la prima squadra, diversi i giocatori in campo che hanno avuto già l'esperienza con la prima squadra. Proprio in generale Viola si gira molto bene, subisce anche fallo, finisce giù, e calcio di punizione per i calabresi. Morrone, squadra di Cosenza, oggi si affrontano 2 capoluoghi di provincia, Cosenza appunto e Palermo, a rappresentare rispettivamente Calabria e Sicilia. Scivola
Androna che al momento della battuta della punizione viene comunque incoraggiato dai sostenitori della Morrone che sono qui al centro universitario sportivo, reduci da una trasferta lunga, così come tutto il gruppo squadra. Liga si deve liberare di lento, infatti poi serve il pallone a Maniscalco, adesso Aiello, largo da Randazzo, nuovamente da Aiello, vuole ritrovare occasioni il Cus Palermo come è successo nella primissima fase di match. Qui la rimessa guadagnata da Marco Termine. La Morrone anche nella scorsa stagione assieme ad altri suoi compagni. Messina rincorre, il pallone è suo. A fronteggiare Belsito, va verso l'interno Messina, imbucata, pallone di Marano. Un po' troppo forte questo pallone, fatto viaggiare da Leonardo Messina. Marano la prende Liga per il Cus davanti a lui, però si ritrova a termine l'uscita di Salvo contro l'attacco di Viola e subito un passaggio nella zona d'attacco. Messina tenta un altro sombrero su Belsito che riceve la pallonata in faccia. Il tocco di Maniscalco non buono per i compagni. Pallone profondo, Maniscalco di testa. Altro duello aereo con Lento. C'è il tocco con la mano. Nuova punizione per i palermitani. Dai Beppe! Buona. Lancio verso il secondo palo. Non ci ha creduto forse abbastanza Messina con la presa da parte di Fabio Marano. Il tocco di Randazzo. Chiarello allarga tutto, Messina appoggia giù per Randazzo. La sua sgasata è efficace, una serie di scontri, la rimessa alla fine è per la Morrone. Lungo la fascia viaggia questo pallone, come se fosse cambio. Altra apertura sempre verso Leonardo Messina, mette in mezzo Morbido, pallone spazzato non con tanta potenza, è rimasto in area di rigore, non abbastanza morbido ma non calciato verso la porta. Liga avanza, serve largo Salvo Teresi, sventagliato dall'altro lato Piazzese, ottimo assist Piazzese, calcia male, pallone sul fondo, tutto bene tranne il tiro, grande invenzione di Teresi per Piazzese che si è fatto trovare solo ma non ha saputo insaccare nella zona del secondo palo. Le chance crescono. Altro scambio di prima, esce Marano che si prende tutti i secondi del caso.
per temporeggiare l'aggancio di Viola, pescato però nella posizione di fuorigioco. Messina avanza nuovamente la squadra di Zappavigna. Liga, rimpallo su se stesso, il terreno di gioco non aiuta, pur essendo in erba naturale, le varie zolle che non agevolano il rotolare fluido del pallone. Migliazzo fa viaggiare il pallone per Di Salvo, che a sua volta lo rispedisce in profondità. Rosato avanza un po', il passaggio diretto per Piazzese. C'è anche Messina da quelle parti. Liga, nuovo aggancio, costretto a fare un giro su se stesso, tornare indietro addirittura dalla porta. Ovviamente in queste partite serve attaccare sin da subito con convinzione. Non è una cosa che è riuscita benissimo al Cus Palermo, anche perché bisogna rimanere lucidi in area di rigore. Le chance per calciare verso la porta ci sono state, oltre ai veri e propri tiri in porta, anche perché sono 7 gol. Rosato attacca Migliazzo, la vuole rispedire nella zona di Lento. Nuovo recupero Cus. Liga supera così Pucciano, allarga da Messina, pallone respinto, non lungo ma efficace per mandarla il più lontano possibile. E continua allora questo giro palla. Ovviamente in una partita di calcio può succedere tutto, non per forza 7 gol potenziali possono essere distribuiti nell'arco di 90 minuti. Una partita di calcio ha le sue fasi, ci sono partite all'interno della partita in sé e poi l'imprevedibile sempre dietro l'angolo. Liga si sbarazza di 2 avversari, prima di Viola e poi di Lento, e allarga tutto. Palma si ferma davanti termine. Piazzese in mezzo a 3, avanti, nessun fallo in questo caso. Liga la prende lui, vuole girarla ma si va a trovare gli avversari davanti. Fuori gioco, ma si continua per il tocco successivo della Cus Palermo. Colpo di testa e gioco ancora una volta fermo. Pucciano l'alza, il tocco di Lento, Liga va dietro. Il gioco del Cus è praticamente tutto sulle basi di Giuseppe Liga, che adesso prende l'ennesimo pallone. Passaggio troppo corto per Piazzese, nuovo possesso per la Morrone che spazza di fatto. Possesso per Di Salvo, di testa Belsito, un altro colpo nella zona di Viola. Liga lotta, poi giù Lento e calcio di punizione conquistato dalla squadra di Magarò. Tempo!
battuta affidata a Vincenzo Belsito. La Morrone vuole temporeggiare sin da subito. Da quello che si è capito, Belsito in mezzo di salvo era leggermente in avanti rispetto alla zona della propria porta. Comunque la presa il portiere del Cus Palermo. Messina giù, colpo di testa di Belsito. Rosato, Messina scambio con Rosato che non si concretizza. E la Morrone può avanzare con Andronache dall'altro lato verso termine. Ancora Di Salvo che fa correre Maniscalco. Liga comanda i suoi. Zappavigna dalla panchina. Pallone però mal gestito in questo caso. Lento, fermato e rimessa per i calabresi. Ancora Belsito verso Lento, alzata morbida, Randazzo, il tocco di Messina, poi Teresi gira da Piazzese che deve aspettare per mettere giù. C'è però la bandierina alzata perché il pallone è uscito fuori. Termine attaccato da 2. La pressione di Palma e Chiarello. Rimessa per gli ospiti. Rende, lascia rimbalzare un po'. Voleva l'apertura verso la fascia, ma praticamente l'ha buttata fuori. Voleva Andronache. Scambio tra centrocampisti che non è avvenuto. Altra rimessa di Belsito. Randazzo la tocca lento giù. Calcio di punizione per la Morrone. Alla battuta Luigi Viola. Ce ne sono 2 in barriera. Parte Viola verso il secondo palo per Di Salvo che rilancia all'uscita dell'area di rigore. Vuole Messina, il pallone rimbalza giù. La protezione di Belsito che lascia scorrere fino in fondo e si va a prendere non la rimessa laterale, l'ha concessa al Cus il guardaline. Colpo di testa di Teresi. Andronache lento, praticamente con i capelli, leggero per far ripartire il Cus. Piazzese, passo, risponde Marchiotti. Maniscalco dietro da Di Salvo. Retropassaggio un po' forte e rischioso, astutissimo Aiello nel guadagnare il tocco avversario e prendersi un'altra rimessa. Randazzo di testa, Andronache fuori.
Magarò gli dice qualcosa a Davide Andronache, rende in difficoltà Pucciani, nel recupero del Cus Palermo, Piazzese davanti Marano, Piazzese basso, la risposta del portiere Rosato, il gol del Cus Palermo con Marco Rosato, 1-0, il primo passo per spirare ancora in questa impresa, il gol del vantaggio dei palermitani, 1-0. Il primo gol del Cus Palermo in questa fase nazionale l'ha segnato Marco Rosato, ottava rete in stagione, l'ultima volta fu in semifinale regionale contro il Camaro, doppietta per lui che trascinò nell'arco del primo tempo la squadra in finale. Ragazzi, stiamo cadendo con queste pallone! Oh! Palloni di troppo in campo, addirittura 3. Ancora c'è solo un secondo al primo tempo, vai! Teresi, lancio lungo, Rosato un po' più indietro, Ragazzi, vai! Belsito spazza via in fallo laterale. Rosato cerca la sponda per Messina. Nel frattempo si riscalda la panchina della Morrone a bordo campo e siamo soltanto nella seconda fase del primo tempo. Ma pure loro non devo perdere tempo, non vanno perdere più tempo poi. Il rilancio di Fabio Marano, che prima aveva risposto su Piazzese sia nei primi minuti e prima della ribattuta di Rosato, che non ha potuto che segnare davanti la porta. Andronache cerca la conclusione da fuori, c'è stata però una deviazione e allora calcio d'angolo per la Morrone. Va Belsito. Nel frattempo sembra esserci un cambio pronto per la Morrone. Pallone buttato dentro da Belsito, colpo di testa di Marchiotti a un passo dal pareggio. Ha appena sfiorato il pallone Antonio Marchiotti, quasi a battere di salvo. Pallone lungo per Piazzese, arriva a Marano. Nella Morrone entrerà Perfetti. Al posto di Rende, questo sarà il cambio di Magarò. Colpo di testa, maniscalco anticipato da Marco Termine, pallone vagante in area di rigore, lo riprende Liga che gira da Palma. Aiello dietro da Di Salvo, non va ad attaccare Viola, Termine sponda, non c'è però nessuno, non c'è un proprietario fisso del pallone. Questo passaggio da arrivare. Bua non agevolato dal campo, c'è comunque la rimessa per la Morrone. Eccolo qui il cambio per
La Morrone esce, rende, entra Perfetti. Esce dall'altro lato del campo Luca Rende, al suo posto ingresso di Daniel Perfetti. Mossa offensiva di Magarò che leva un centrocampista per un attaccante. Messina appoggia, tocco con la mano da parte del nuovo entrato Perfetti. Si va a prendere il giallo immediatamente, secondo ammonito del match. Entrambi in casa Morrone, prima viola, adesso subentrato Daniel Perfetti. Dica in aria! Punizione Cus. Batte il solito Liga. Quelli che sentite sono i cori dei genitori dei ragazzi della Cus Palermo, che credono ancora in questa rimonta. Il Cus Palermo, per accedere al secondo turno della fase nazionale, deve fare ancora 6 gol e non subirne nemmeno uno. Parte Liga basso, pallone preso in qualche modo da Maniscalco. L'aggancio però è troppo per poterla controllare successivamente. Rinvio quasi in fallo laterale per Marano. Adesso ufficiale con la rimessa battuta da Randazzo. Colpo di testa all'indietro di Belsito. Pallone a centrocampo, esce Aiello. Tocca Randazzo. Ma l'arbitro concede il calcio di punizione. Pallone a centrocampo, gestito molto male, con la battuta praticamente regalata alla Morrone, e allora termine. Pallone largo, Andronache si libera di Teresi, viola verso l'interno, la gestione da parte di Termine, pallone basso calciato da Andronache, la presa di Di Salvo, rinvio lunghissimo a cercare Marco Rosato. C'è anche Messina in zona, in anticipo Belsito, giù entrambi, ma c'è il fallo contestatissimo dai tifosi del Cus Palermo. Punizione che però si deve ribattere. Belsito, risponde la difesa palermitana. L'alzata di Migliazzo per Di Salvo. Messina controlla il pallone, c'è il sombrero su Belsito, alla fine spazza Migliazzo in fallo laterale. Ancora Messina, prova un altro sombrero, riesce ancora sua la gestione del pallone. Alla fine però non c'è stato nulla di concreto. Liga sarà ancora il Cus Palermo, deviazione che può dare il vantaggio a Rosato per pochissimo, non la va a prendere la punta centrale del Cus. In un modo o nell'altro però la squadra di casa ha sempre quel calcio di punizione, la rimessa laterale. Adesso Chiarello per far effettuare questo cross, l'aggancio di Messina, scambio con Teresi, pallone corto, lo va a prendere Perfetti. Dai. Altra rimessa laterale. Meno di 5 minuti al 45esimo. Vedremo anche quanti minuti di recupero ci saranno. Pallone profondo, appoggio rischiosissimo di Maniscalco per Di Salvo,
che la mantiene in campo nonostante tutto il corpo fuori, oltre la linea di fondo. Morrone che, lo ricordiamo, ha effettuato già un cambio con l'uscita di Rende per Perfetti. Rosato dietro, Randazzo, lancio lungo verso Messina, c'è il colpo di testa ma non può anche allungarsela tra le altre cose. Tempo! Marano, regalo a Liga che passa avanti, si allunga di troppo il pallone, c'è Pucciano, cercato Termine che supera in velocità l'avversario, Termine serve dietro, Viola, c'è il controllo, non può andare al tiro, altro appoggio verso l'esterno, Termine vuole aspettare un altro po' per effettuare il cross. Morrone che tiene il pallone ma non riesce ad avere la possibilità di calciare. Riparte il Cus Palermo, sempre con tanti spazi sfruttati male però. Chiarello verso Piazzese, pressione di Bua che gli sta addosso. Piazzese avanza ancora largo, Messina, area di rigore, mette dentro per Rosato che in realtà era avanti rispetto ai desideri di Messina riguardo la posizione in campo. Ennesimo pallone dato a Fabio Marano. Il rinvio di Marano a cercare lento e buona, mette giù con il sinistro, non ha tante possibilità anche perché Viola è abbastanza dietro di salvo, tantissimi rischi, gli ennesimi della partita del Cus Palermo in fase di postazione. Teresi, largo Messina, posizione regolare, si va, Messina mette dentro, pallone che non viene preso da Rosato, arriva anche Chiarello, squadre larghissime, c'è un cambio pronto, il secondo per la Morrone, uscirà Sei pallona. presumibilmente Bua. Rosato si gira, tira alto, altra possibilità per Rosato, c'è un giocatore a terra però del Cus Palermo, gioco fermo. È una sfida un po' afroamericana. Con il recupero, Si continua a giocare, dice l'arbitro, nonostante il 45esimo superato, giusto qualcosa da recuperare. Cambio posticipato per la Morrone. Bua è ancora in campo. Messina ci stava riuscendo a mantenere la pallone in campo, non è stato così. Rimessa di Belsito. Viola contro Liga, apertura a cercare Termine, si muove tanto lento Termine, serie di passi, Chiarello lo disturba un po', Termine in profondità, Perfetti, c'è però la posizione di fuorigioco. La punizione già battuta. Possesso però perso quasi immediatamente dal Cus e allora lento contro Maniscalco, c'è il fallo
c'è anche la fine del primo tempo. 1-0 Cus Palermo, non basta assolutamente però per la squadra di Zappavigna, servono altri 6 gol per la qualificazione al secondo turno della fase nazionale del campionato Under 17 regionale. Il gol di Rosato dopo la ribattuta che è nata dal tiro di Piaccese e la respinta di Marano. Altre chance ci sono state sia verso la porta del portiere della Morrone, sia chance non sfruttate con il pallone che è arrivato in area di rigore ma non calciato con la giusta potenza, con le giuste intenzioni. Morrone che ha avuto un paio di tiri in porta verso Di Salvo a suo favore. Alla Morrone basta soltanto un pari per raggiungere la fase successiva, il secondo turno. Vedremo che secondo tempo sarà. Noi ci ritroviamo tra meno di un quarto d'ora, sempre qui in diretta dal Centro Universitario Sportivo di Palermo. Si è svolto giovedì 8 giugno, presso la sede della Confcommercio di Palermo, il secondo appuntamento con il convegno La gestione del lavoro sportivo. Dopo il primo appuntamento svoltosi a Milano e in vista della terza e ultima sessione che si svolgerà a Roma, diversi esponenti di EBI Sport, società organizzatrice dell'evento, insieme ad esponenti della Confcommercio nazionale e locale, oltre a esponenti delle categorie dei lavoratori dello sport, si sono radunati per discutere su 2 argomenti principali. Il primo riguarda la nuova riforma dello sport che sta per essere approvata in Consiglio dei Ministri. Il secondo punto è quello relativo al contratto collettivo nazionale dello sport, che verrà ridiscusso ancora una volta dopo le novità portate nel 2015. A trattare tutti questi argomenti sono stati in primis gli esponenti di EBI Sport, con il presidente Luca Stevanato a fare da padrone di casa, affiancato dal consigliere Walter Vieri. Al loro fianco, come detto, esponenti di Confcommercio nazionale, come nel caso della vicepresidente Patrizia Di Dio, che è anche presidentessa della Confcommercio Palermo, affiancata a sua volta dal vicepresidente vicario Fabio Gioia. Presenti anche diversi esponenti delle sigle sindacali, come il coordinatore nazionale di Wilcom Roberto Corirossi, ma anche il presidente di ANCOT, Associazione Nazionale Consulenti Tributari Celestino Bottoni, con loro anche Alessandro Tricarico, intervenuto in chiusura in qualità di consulente del lavoro, ma anche alcuni esponenti dell'amministrazione comunale, come nel caso di Sabrina Figuccia, assessore allo sport del comune di Palermo. Il punto di vista comune è chiaro: cercare di dare chiarezza, di dare informazioni e soprattutto di dare supporto ai lavoratori nel mondo dello sport e alle associazioni a cui fanno riferimento. Beh, è un impegno costante, un impegno importante, c'è da diciamo, portare a termine tutta una serie di riflessioni. Anche la giornata di oggi è stata in questa direzione. Dobbiamo sottoscrivere quanto prima il nuovo contratto collettivo, dare alle realtà che operano in questo mercato, il mercato del lavoro dello sport, uno strumento che sia in grado di raccogliere le esigenze in un periodo in cui probabilmente con la riforma dello sport si andrà nella direzione di incentivare un rapporto di lavoro subordinato. Quindi girare l'Italia come stiamo facendo noi serve soprattutto a ricevere le petizioni dal basso per capire quali sono le esigenze che non siamo riusciti a cogliere nonostante il grande successo del contratto collettivo del 2015 e prepararci quanto prima ad uno strumento che sia in grado di soddisfare queste esigenze. Sì, diciamo che EBI Sport, proprio essendo un ente bilaterale che comunque rappresenta sia la parte datoriale che la parte sindacale, costituisce un osservatorio importante sul mondo del lavoro ed è proprio l'ente che si prefigge di dare i giusti suggerimenti sia alle aziende sia ai lavoratori e riporta le istanze di tutte e due le parti al mondo politico degli enti per fare sì
sì che poi queste società possano avere la giusta rappresentanza. Riteniamo che sia un appuntamento importante anche il prossimo appuntamento a luglio al Salone del CONI, e che avremo sicuramente una riforma più puntuale. Sia importante anche portare le giuste istanze emerse oggi durante il convegno. Intanto si tratta di un'evoluzione epocale e quindi che riguarda le imprese, riguarda i lavoratori autonomi, e in quanto tale un'associazione di categoria che si rispetti deve dare informazione, perché dall'informazione passa la consapevolezza e dalla consapevolezza le scelte da una parte e dall'altra. Oggi quindi questa è la Casa delle Imprese, facciamo intanto il servizio dell'informazione e poi cerchiamo anche di traghettare questo percorso che sicuramente non sarà senza traumi, dal momento che i costi del lavoro per un'impresa sono costi che devono in Italia molto impegnativi e devono prevedere una sostenibilità. Allora tutto quello che era professionale e non dilettantistico ma si nascondeva sotto, diciamo così, l'alia di dilettantistico è giusto che venga invece cambiato, cambi passo, ma magari però molti talenti che erano in un ambito dilettantistico potrebbero anche rischiare di perdersi strada facendo, quindi questo è un percorso che va sicuramente attenzionato, seguito, guidato e poi magari prevederà anche a livello legislativo delle opportune modifiche. Amici di Sportifili, appassionati di calcio e di calcio giovanile, ben trovati a Villa Sant'Alfonso a Palermo per la sfida tra Academy Panormus e Meridiana Etna, ritorno della semifinale del campionato regionale riservato agli allievi under 16 rispetto a quanto raccolto per esempio nel turno precedente contro il Belice Sport. Palla recuperata intanto dalla Meridiana che va alla conclusione, Mancini, pallone sul fondo e tentativo pericoloso ancora di Parco, direttore di gara che dirige il traffico nella di rigore, poi Mattaliano in mezzo di Stefano Spizza, è una via di mezzo tra una sponda e un assist per Fazio, non trova nessuno delle due, con Boatta che si incarica della battuta. 11:45 sul cronometro. Boatta va verso l'area, cerca Mattaliano che colpisce di testa, si è trovato praticamente la palla sulla fronte, palla che si perde fuori. C'è il fischio, la battuta di Profeta verso il centro dell'area di rigore, colpo di testa e palla che si perde fuori. Ci ha provato Cutrona molto vicino al bersaglio, pallone lasciato a Boatta che questa volta lo gioca corto anticipando anche gli avversari. Pallone in mezzo di testa, Fazio sopra la traversa, non ha indirizzato bene questa volta Fazio. Di Stefano la gira subito molto bene su Quattrocchi che corre, avanza Quattrocchi fermato dall'intervento da parte di Chiara, D'Amico a pressare, la palla dunque rimane in area di rigore, conclusione da parte di Fazio che viene bloccata da Pollicano. Di Stefano prova a passare in velocità il numero 9 dell'Academy che arriva sul fondo, Di Stefano propone in mezzo, D'Amico non riesce a correggere, protesta anche con l'arbitro, si gioca però, poi c'è il fallo, ma si continua a giocare, conclusione sopra la traversa, vicinissima al gol l'Academy Panormus. Quattrocchi che prende una rincorsa che non può non far pensare a un tiro, fischia l'arbitro, Quattrocchi sul primo, 1-0 Academy, il gol di Quattrocchi che beffa Pollicano sul primo palo e allora si sblocca la partita qui a Villa Sant'Alfonso, in vantaggio i padroni di casa. Recupera l'ennesimo pallone, in ripartenza subito l'Academy con D'Amico che si invola sulla sinistra. D'Amico, uno sguardo al centro, c'è Di Stefano, controllo e tiro! Eccolo qua, il gol più atteso, quello di Stefano, quello che vale dopo un paio di minuti dall'inizio del secondo tempo, il 2-0, ed esplode l'Academy Panormus che ormai sente sempre più vicino l'approdo alla finale grazie al solito immancabile gol da parte di Di Stefano, che adesso ha cambiato un pezzo del suo attacco. Qui subito Imperato con la palla recuperata, innesca Di Stefano e Di Stefano che si invola. Di Stefano, la parata di Pollicano ha sfiorato il match point qui Di Stefano, dare una mano dai compagni avversari, ma non essendo intervenuta la panchina non doveva lasciare il campo, quindi giusta interpretazione arbitrale. Parco
sinistro, devia in calcio d'angolo Prestigiacomo, non secondo l'arbitro, però si riparte dal fondo. Da Porracchio in fallo laterale, ultimi 9 minuti di partita, pallone messo in mezzo di testa Mimone con deviazione e con la palla bloccata da Prestigiacomo. Servizio largo a sinistra proprio per la corsa. Tentata ancora la Chiara che va sul fondo, prova a mettere in mezzo il pallone, salvataggio sulla linea, poi Messina calcia fuori. Tanto battuta lunga, colpo di testa a mettere fuori, poi Fazio al volo, la parata, poi prova ad arrivare Imperato, ma era fuori gioco. Resta però la grande occasione creata da Fazio. Alla giocata con la chiusura da parte di Cutrona che può andare in contropiede, 3 contro 2 per l'Academy, chiude Messina. E poi calcia Calì, cerca Maimone, lo trova e Maimone la tiene in campo. Converge Maimone, ha la palla sul sinistro, colpisce il palo e poi Grisafulli non riesce a ribadire. Maimone costretto ad indietreggiare qualche metro per battere. Ora la rimessa di Maimone verso l'area di rigore, pallone allontanato ed è finita! Non c'è più tempo. Academy Panormus in finale del campionato regionale allievi under 16, battuta la Meridiana Etna con il punteggio di 2-0 grazie ai gol di Quattrocchi su punizione nel primo tempo e di Di Stefano con una giocata alla Di Stefano. Femminuccia, chi è questa signorina? È tua. Chi è questa femminuccia? Chi è questa femminuccia? Chi è questa Secondo tempo di CUS Palermo Morrone, è l'ultima partita di questo triangolare, di questo girone F all'interno del primo turno della fase nazionale del campionato Under 17 regionale. 1-0 per il CUS Palermo con il gol di Rosato, ma al momento la situazione è abbastanza difficile per i palermitani che devono fare altri 6 gol per accedere al secondo turno tra le migliori 6 d'Italia, vincendo praticamente la partita
per 7-0 oppure 8-1, 9-2 e così via. Questa insomma la situazione. Cus Palermo che al momento conquisterebbe i 3 punti. A passare in questo momento sarebbe la Morrone con i punti in classifica che sarebbero 3 per ciascuna delle 3 squadre. Cus Palermo, Morrone e Invicta Matera, che già le proprie partite all'interno di questo triangolare le ha giocate. Proprio la sconfitta del Cus Palermo contro l'Invicta per 4-0 un po' ha condizionato le cose, con un'impresa per la squadra di Palermo a disposizione. C'è il tiro respinto da Marano, poi posizione di fuorigioco e la prima chance della ripresa per la squadra oggi gestita da Ferdinando Zappavigna. Facciamo un recap delle 2 formazioni. Cus Palermo in tenuta bianca, 4-3-3, Di Salvo in porta, Randazzo, Aiello, Maniscalco e Palma in difesa. Palma che si è fatto mettere dello spray nel corso dell'intervallo, non al meglio, comunque rimane in campo il terzino. Teresi, Liga e Chiarello a centrocampo, Messina, Rosato e Piazzesi in attacco. Questo qui il tridente. Morrone che già ha operato un cambio con l'uscita del mediano Rende per l'ingresso di Perfetti, attaccante anche per Mario Magarò. C'è il 4-3-3 con Marano in porta. Seguiamo prima questa azione con il pallone messo dentro, allontanato da Maniscalco, lo va a recuperare il Cus. Bua, Migliazzo, Marchiotti e Belsito. Questa qui la difesa della Morrone. A centrocampo Pucciano, possiamo considerare Perfetti, e poi Andronache a centrocampo. C'è il tiro fuori di Perfetti in posizione regolare, il neoentrato della Morrone. Gli attaccanti sono Termine, Lento e Viola, da destra verso sinistra sempre. Questa qui è la prima chance importante della Morrone. Ci sono stati un paio di tiri in porta controllati da Di Salvo, ancora Perfetti ad insistere, ha cercato di dare una scossa ai suoi. Secondo tempo che si è aperto già con 2 occasioni importanti. Perfetti tra l'altro si è fatto ammonire subito, pochi secondi dopo il suo ingresso in campo. Tra gli ammoniti c'è anche Viola, sempre tra le fila della Morrone. Nessun giallo invece per i giocatori del Cus Palermo. Piazzese, passaggio corto, recuperano i calabresi che sembrano essere entrati con un piglio diverso dagli spogliatoi, anche perché c'è in palio l'accesso tra le migliori 6 d'Italia per quanto riguarda le squadre che hanno partecipato ai vari campionati d'Italia Under 17 a livello regionale. La classifica al momento è questa, con la Morrone a 3 punti e con la differenza reti a 0. Dato che c'è stata la vittoria per 3-2 sull'Invicta Matera, in più c'è da considerare questo gol subito al momento segnato dal Cus Palermo questo pomeriggio. Poi segue l'Invicta Matera a 3 punti con una differenza reti di 3. Cus Palermo invece a 3 punti ma con la differenza reti di meno 3. In caso di ipotetica vittoria del Cus Palermo per 7-0, ovvero il minimo, ci sarebbero tutti i termini pari con i punti e la differenza reti, ma a quel punto si considererebbero i gol fatti
che sarebbero di più quelli segnati dal CUS, sempre per vie ipotetiche. Ovviamente la strada è ancora lunghissima per la formazione di Palermo. E mancano da qui al 90esimo ben 40 minuti, anche con lo scorrere del tempo, di conseguenza le possibilità diminuiscono, anche se il calcio è imprevedibile. Perfetti, serie di ribattute, il pallone rimane in quella zona di campo, c'è il tentativo da fuori controllato da Di Salvo, ci ha voluto provare Davide Andronache. Chiarello, pallone largo verso Piazzese, non riesce a mantenere in campo, ancora Piazzese a puntare gli avversari, ancora Piazzese insiste, poi la difesa calabrese a mettere fuori. Palma ha battuto già la rimessa, pallone verso Rosato, la protezione di Marchiotti per far ricominciare tutto a Marano. Il tocco di Andronache, ma c'è il recupero di Liga, esce Di Salvo che siamo la difesa in un paio di situazioni in fase di impostazione, ha rischiato assai, soprattutto nei primi secondi di partita, o meglio nei primi minuti in cui il CUS è stato chiamato psicologicamente anche, con tutte le attenzioni su di lui. Primo cambio pronto per Zappavigna, Tripoli pronto ad entrare, oggi doveva partire dal primo minuto ma ha avuto la meglio Palma sulla fascia di sinistra e infatti è proprio Palma ad uscire. Esce Palma, entra Tripoli. Praticamente in campo c'è la primissima scelta di Zappavigna di questo pomeriggio. Quasi un tempo l'uno. Ma Palma ha avuto qualche problemino all'intervallo. Ce l'ha fatta a continuare. Dal punto di vista tattico non cambia nulla perché entra un terzino sinistro per un terzino sinistro. Pucciano, Viola, lungo verso termine, mette giù, fronteggia Maniscalco, rientra con il sinistro verso l'interno, termina ancora, lascia dietro, c'è il tiro di Viola sul fondo. Già dal corso del primo tempo la panchina della Morrone ha iniziato a scaldarsi, adesso è su anche quella del CUS Palermo. Praticamente entrambe le squadre con il rispettivo gruppo di riserve nella stessa zona di bordo campo. Alla nostra destra Liga, profondo da Messina, c'è però l'alzata di Antonio Marchiotti, rimessa per il CUS Palermo con il nuovo entrato Tripoli. Rosato spalla alla porta verso il centro, deve ricominciare da capo, pallone complicato da gestire per Teresi, ma ce la fa ugualmente. Poi il recupero di Belsito contro Piazzese,
ha perso il possesso anche la Morrone, però non va avanti. Prova il tacco Messina, si trova Bua in pressione, avanti questo pallone, Termine, cross dall'altro lato, Perfetti, l'aggancio, provato con l'esterno a controllare il pallone, non l'ho avuto più a disposizione, pallone sprecato. Non c'è, Bua. Avanti la Morrone con Andronache, finito a terra, Termine, l'arbitro lascia comunque giocare, ancora Termine, non perfetto, poi commette fallo l'esterno calabrese. Pronto un nuovo cambio, nella Morrone uscirà Belsito, entrerà Maltese, questa la scelta di Magarò. Si va adesso con l'ingresso di Nicolò Maltese. Al posto di Vincenzo Belsito. Cambio anche nel Cus Palermo. Esce Chiarello, al suo posto Ruvolo. Cambio offensivo per il Cus Palermo. Sposta il baricentro in avanti invece Magarò, con l'ingresso di Maltese che è un centrocampista al posto di un terzino. Andronache esce di salvo. Pallone profondo verso il nuovo entrato Ruvolo che vuole sfruttare il rimbalzo. Non c'è nulla secondo l'arbitro, nessun fallo su Mattia Ruvolo. Viola. Vorrebbe lento, ma non si capiscono i due. Piazzese. Passaggio per Rosato, arriva lo stesso al compagno, ma non c'è fluidità, comunque il Cus Palermo se la cava. Ancora Piazzese, pallone ripreso da Teresi, impressione del nuovo entrato della Morrone Maltese, tocco con la mano, il ritiro di Randazzo, consapevole del fallo commesso. Viola, ancora un altro passaggio in direzione lento, adesso Messina su un aggancio per Ruvolo. Controllo con il braccio attaccato al corpo da parte di Piero Lento, lato corto dell'area, pallone per Termine, potrebbe calciare, c'è il sinistro alto di Marco Termine, poi il fuorigioco con il pallone arrivato a Lento, traiettoria non proprio verso la porta quella di Marco Termine. Pallone dietro, Aiello, colpo di testa di Bua, passaggio di Termine, sale Bua,
la chiusura di Tripoli. Perché c'hai troppi capelli e la pesantezza del cervello. Battuta la rimessa, servizio in mezzo, altro fischio dell'arbitro a interrompere tutto. Lancio profondo, Piazzese si è allungato il pallone, serve dietro Teresi, poi il cross in mezzo, Rosato di testa, un prolungamento, c'è Ruvolo in mezzo a proporla. Nessun attaccante però disponibile a inserirsi all'interno dell'area. Pallone regalato alla Morrone, che però non ha tanti uomini a disposizione lì. Fase abbastanza instabile della partita. Con il Cus Palermo ancora a cercare soluzioni diventa sempre più difficile, anche perché è un'altra Morrone rispetto a quella del primo tempo in termini di atteggiamento. Tripoli, nulla da fare, sono sempre 6 i gol da realizzare da parte del Cus senza subirne uno. Purtroppo. No, faccio la pareggiata. Vabbè, che dovevi capire Tanto vale. No, tanto vale che... Rosato, si torna dietro, Pucciano di testa maniscalco, serie di colpi di testa anche in questo caso. Come tante fasi della partita non c'è un vero e proprio custode del pallone. Piazzese largo da Ruvolo, c'è il servizio in mezzo, Messina, la parata, il calcio d'angolo di Marano. Calcio d'angolo per il Cus Palermo, che grande chance. Ruvolo in mezzo per Leonardo Messina, con la respinta in calcio d'angolo, pallone che è terminato oltre la traversa. Ma fateli segnare! Ma fai entrare a tutti e li fai giocare! E li fai divertire! Pallone in mezzo, allontanato di testa da Pucciano. Viola, c'è soltanto Perfetti in proiezione offensiva. Pallone recuperato da Andronache, si finisce giù. Calcio di punizione per la Morrone, che con questo risultato andrebbe al secondo turno. Pardon, sarebbe l'Invicta Matera a passare al secondo turno per la differenza reti di 3 in positivo. Morrone attualmente con la differenza reti di 0. Cambio Cus Palermo, è entrato Donker. Pallone in profondità,
verso termine, troppo lungo. Io proprio contro il Morrone sono Col Matera però con Morrone hanno perso. Pucciano, Con Matera ci abbiamo quindi non si deve stare. no. Liga, Uno. pallone dietro No, non potevamo passare. per Di Salvo. Aveva 6 punti, sì, aveva già 6 punti. Ancora Liga, il servizio per Teresi, che cerca di far correre i compagni. Ma niente da fare. È l'ultimo anno. Il recupero dei calabresi con il pallone in profondità a termine, deve fronteggiare Tripoli, esce Di Salvo. Tripoli, con il scalco Messina resiste alla carica, poi apre tutto verso Piazzesi, pallone che scavalca il portiere, non c'è modo di calciare, finito ormai sul fondo. Per quanto riguarda l'ultimo cambio del Cus Palermo effettuato, è entrato Doncor e come abbiamo visto è uscito Randazzo. Cambio ruolo per ruolo sulla fascia di destra. Dario, Madonna non ne ha fotografia. Dobbiamo vedere se Punizione Se ce li avete, perché io non ne ho. Vero? per il Cus Palermo, 4 in barriera, la battuta Giuseppe Liga. Ma stiamo parlando. La bellezza di quasi 37 anni fa, 35 anni fa. Ne ho 45, Come fai? veramente. Io mi Eravamo piccirini. non mi ricordo. Parte Liga, pallone che gira, Marano in angolo. Dai ragazzi! Quanto manca? Qua in tribuna. Cosa fece la partita? Dai ragazzi, dai! Ancora Liga, stavolta dalla bandierina, colpo di testa, non verso la porta però, di Aiello. Perfetti il controllo, troppo tardi per poterla gestire. Come faccio a giocare con un giocare? Se ti vado a telefono, devi contro il Morrone. Allora, aspetta che sto prendendo tutto. Ah, aspetta, sto dribblando. Ecco tua. Cambio del Cus Palermo, pronto ad entrare Diego Piazza. Dai Diego! Altra mossa in attacco di Zappavigna, esce Teresi Dai, 10 minuti a prendere. dall'altro lato del campo. Partita che nel secondo tempo ha preso un suo equilibrio più Morrone rispetto ai primi 45 minuti. Le chance comunque per il Cus Palermo non sono mancate.
ma sicuramente la voglia di attaccare si è abbassata per la squadra di Zappavigna, che dovrebbe segnare sempre 6 gol nell'arco di 20 minuti più recupero. Tacco molto bello di Rosato, pallone di Ruvolo che non va fino in fondo. Morrone che sta cercando di lottare per raggiungere il pareggio, che significherebbe qualificazione al secondo turno in caso di sconfitta. Passerebbe l'invicta Matera. Rosato, pallone corto per Ruvolo, non preciso. C'è qualcosa che non va? Con il nuovo entrato Piazza si procede con questa rimessa per la Morrone. Adesso il servizio è per Rosato. Punizione per il Cus Palermo. Batteliga di testa Migliazzo e poi lento mette in calcio d'angolo. Zappavigna dalla panchina voleva la battuta corta del calcio d'angolo con Piazzese ad arrivare, non è stato più così. Pucciano spazia, c'è soltanto Perfetti oltre la linea di centrocampo. Adesso sale la Morrone, giù Andronache che vorrebbe il calcio di punizione. È soltanto rimessa Cus. Messina, il tocco di Maltese, calcio d'angolo. La battuta in mezzo, c'è il tocco di Rosato con il petto a non centrare la porta. E sta avendo diverse occasioni Marco Rosato. Gol realizzato a parte, anche se la situazione diventa sempre di più in salita. Il pallone di Viola in profondità, a termine, avanza, cross basso messo dentro, con il pallone recuperato da Maniscalco verso Bua, rimessa per il Cus. Prolungamento di Ruvolo a cercare Rosato, pallone alzato che poi va a finire in fallo laterale. Ultimo quarto d'ora. C'è Salituro pronto all'ingresso in campo in casa Morrone assieme a Petrungaro. Questi i due cambi per Magarò.
C'è anche un terzo cambio con Natoli. Dentro dunque Natoli, Salituro e Petrungaro. È uscito lento. Dai, Prof, fagli entrare! Fagli tira! È uscito Andronache. Tutti, Prof! Pure il terzo portiere! Adesso scopriremo il terzo sostituto in casa Morrone. C'è anche un cambio nel CUS Palermo. È uscito Rosato. Al suo posto è entrato Vitale. L'attacco di Salituro. Messina verso il centro, del colpo di testa da parte di Pucciano, che ha preso la fascia da capitano, consegnata da parte di Lento. Pallone che scorre e c'è il gol del CUS Palermo, pallone che è capitato in rete abbastanza casualmente. Il pallone proposto dentro da Ruvolo con la deviazione fortunata. 2-0 CUS Palermo all'improvviso. A questo punto l'Invicta Matera esulta sempre di più, perché la squadra lucana ha +3 di differenza reti. La Morrone oggi da +1 è scesa a -1. CUS Palermo che da -4 è salito a -2, rendendo più verosimile la qualificazione per una tra Invicta e Morrone. Il CUS nel caso in cui voglia lottare ancora servono 5 gol per accedere al secondo turno. Attenzione al tiro traversa di Piazzese. Attenzione, perché il CUS sembra essersi acceso con questa occasione. Decisivi prossimi secondi o comunque minuti. Mancano 10 minuti. È sempre un'impresa. CUS è vicino al 3-0 con Piazzese. Ora mi domandano com'è che si vinciano con Matera. E adesso alla Morrone servono 2 gol per pareggiarla e accedere tra le migliori serie d'Italia, quindi al secondo turno. Anche quindi per i calabresi c'è l'effetto fretta, voglia di attaccare. Piazza verso Doncor che sale lungo la fascia. Il pallone messo dentro dall'altro lato Piazzese un po' in ritardo. Piazzese contro Bua, prova a girarsi, prova a gestirla. Comunque il tiro di Ruvolo con l'esterno, respinge Marano. Poi da fuori Messina, larghissimo. Liga, il recupero del CUS Palermo.
che vuole credersi di più. Doncor verso l'interno, avanza piano piano, pallone per Piazzese a fronteggiare gli avversari. Piazzese vuole piazzarla da fermo, il pallone dentro, Ruvolo centrale per Marano. Il Cus Palermo riesce ad arrivare fino in fondo, ma manca la potenza nei tiri verso la porta, che arrivano sì, ma pressoché centrali verso la porta di Fabio Marano. Maniscalco verso Mattia Ruvolo, la colpisce di testa, piazza pallone verso Ruvolo, la alza via la Morrone con Migliazzo, che si va a prendere anche il calcio di punizione. Quindi situazione attuale, tutte e tre le squadre a 3 punti. Primo criterio, differenza reti. Invicta Matera a +3, Morrone a -1, Cus Palermo a -2. A passare al momento sarebbe l'Invicta Matera. Oh, stai perdendo! Squadra che ha battuto il Cus 4-0, ha perso con la Morrone 3-2 e che oggi, in questa terza giornata, spettatore questa partita tra le due altre squadre. Entra Occhiuto nella Morrone, in precedenza era uscito a termine. Adesso vedremo un po' il campo qual è stata la scelta di Magarò. Piazzese sterza Ruvolo davanti al portiere, Ruvolo la piazza, il pallone finisce in rete, ma tutto fermo per fuorigioco. Fateci fare i gol! 5 minuti! Dai, 5 minuti e ci facciamo fare, dai! Anziate! Liga. Pallone morbido per Doncor, ma è stato fischiato il calcio di punizione. Andrea, fai giocare a tu. Andrea, a sto punto. Andrea, falli. Andrea. Sì, che devono vincere loro. I Rossi devono vincere a sto punto. Bello Togo! Di Salvo. Lancio profondo verso Ruvolo. Il Cus, nonostante i minuti rimanenti, nonostante i gol rimanenti, vuole crederci, nonostante la difficoltà. Qualcuno però qui vorrebbe praticamente consegnare la vittoria alla Morrone in modo da vincere ai danni dell'Invicta Matera nella classifica, contando la differenza reti, dato che le speranze per il Cus diminuiscono sempre di più. Doncor recupera al limite
sbaglia per il passaggio verso l'interno. La spazzata Marchiotti, alza Petrungaro. Perfetti, lotta contro Liga, punizione Kus. Liga fuori! La battuta di Liga verso Ruvolo, l'uscita con il pugno da parte di Marano, rimessa Kus. Doncor, Perfetti in mezzo, Bua di testa, Piazzese si mette davanti con il corpo salituro, il recupero del Kus. Messina, pallone dietro, Tripoli, il cross di Messina, l'acrobazia da parte di Ruvolo, poi c'è il tocco in porta, la rete di Piazza, 3-0 su assist di Messina che si è coordinato. 3-0 Kus Palermo, la rete dalla panchina, il gol di Diego Piazza. In qualche modo la squadra di Zappavigna ci crede. Sono 4 i gol rimanenti per la qualificazione al secondo turno, in 2 più recupero. Situazione attuale per quanto riguarda la differenza reti: invicta Matera sempre a +3, Morrone a -4, pardon, Morrone a -2, Kus Palermo a -1. In questo momento il Kus Palermo ha sorpassato la Morrone nella classifica del triangolare. Arrabbia chi a squadra più scarsa, con 88esimo, 3-0 Kus. Poco fa il gol da parte di Piazza, entrato dalla panchina. 4 gol rimangono comunque tantissimi nell'arco di pochissimo tempo. Ammonizione in casa Morrone. Ragazzi, dai! Doppio giallo per Marchiotti, Morrone in 10 in questo finale. Espulso Marchiotti. hanno avuto minuti in recupero. Adesso scopriremo i minuti di recupero che saranno praticamente fondamentali. Occhiuto, si allunga, c'è spazio. L'intervento di Doncor che recupera. Piazza, apertura dall'altro lato a cercare Piazzese. Piazzese contro Perfetti, lo evita ancora verso l'interno. Maltese, grande chiusura in angolo. Pallone messo dentro sul primo palo, allontanato da Bua. Adesso Viola, l'attacco di Vitale, il recupero da parte sua, entra in area Bua, si riprende il pallone. Di Salvo si fa male nell'uscita, infatti soffre tantissimo, uscito dall'area di rigore. Saranno 4 minuti di recupero, avanza Piazzese, lo scambio con Ruvolo, avanza Piazzese, in scivolata Maltese, ancora una volta fondamentale per bloccare il Kus, prima in calcio d'angolo, adesso in questa circostanza. Rimessa laterale per il Kus Palermo. Tripoli, pallone uscito,
giocata della Morrone per la concessione di questo calcio di punizione battuto adesso da Liga. Doncor si vuole la sua sponda di testa, Messina lo mantiene in campo, pallone toccato da Doncor per ultimo, c'è la rimessa dal fondo. Prima di recupero che già se n'è andato. Perfetti, l'alzata, avanza la Morrone, avanza Daniel Perfetti, il recupero di Aiello per Doncor. Stavolta va al lancio lungo Michael Doncor di testa Salituro. Dietro per Maltese il passaggio per i compagni. Liga, il recupero su Salituro. Avanza ancora il Cus Palermo. Messina, possibilità, mette dentro, secondo palo, colpo di testa e palo di Piazza. Secondo legno del Cus Palermo. Dopo una traversa di Piazzese sul 2-0, adesso il palo di Piazza, c'è il tiro di Natoli sul fondo. C'è anche la sfortuna che si mette di mezzo per il Cus Palermo, che comunque adesso riceve gli applausi dai propri sostenitori. La partita non è ancora finita, mancano meno di 2 minuti, mancherebbero 4 gol al Cus Palermo per raggiungere il secondo turno della fase nazionale. A passare a ora è l'Invicta Matera, Morrone anche fuori per questa situazione della differenza reti che recita Invicta Matera +3, Cus Palermo a -1, Morrone a -2, con tutte e tre le squadre a 3 punti, data l'ormai vittoria del Cus Palermo, ma inutile ai fini del passaggio del turno. No, troppo noi a fare Stefania. Dall'inizio che diciamo è impossibile, è impossibile. Peccato, troppe gol. Allora, facci fare un gol se ci avete Pallone raccolto da Di Salvo. Lancio lungo ed è ufficiale l'eliminazione dalla fase nazionale del campionato Under 17 regionale per Cus Palermo e Morrone, nonostante il 3-0 dei palermitani. Si ferma qui la strada per entrambi, passa l'Invicta Matera tra le migliori 6 d'Italia. Cus Palermo che vince sì la partita in sé, con anche la piccola soddisfazione di aver sorpassato in classifica proprio la Morrone per la differenza reti, che è fondamentale ai fini della qualificazione della prima classificata di questo triangolare del girone F all'interno del primo turno. Invicta Matera, Cus Palermo e Morrone tutte e tre a 3 punti. Invicta Matera con la differenza reti di +3 passa al secondo turno contro la differenza reti di -1 del Cus Palermo e di -2 della Morrone. Cus Palermo che doveva segnare 7 gol oggi per passare, la squadra di Zappavigna ne ha fatti 3 e ha colpito anche una traversa con Piazzese, un palo con Piazza, lui che segnò il terzo gol entrando dalla panchina. Gli altri 2 sono stati realizzati da Rosato e da Ruvolo, considerando anche l'opzione autogol. Gli applausi dei sostenitori del Cus Palermo a questa squadra che termina così la propria stagione, così termina la stagione anche della Morrone, una società storica del
territorio calabrese. Questa è un po' l'atmosfera che si respira al centro universitario sportivo. Cus Palermo ha preferito giocarsela, praticamente non consegnando la vittoria o comunque il pareggio alla Morrone per eliminare di conseguenza l'Invicta Matera. Il 3-0 che fa più male di tutti praticamente per questa squadra Mi dispiace solo che si riunisce in cerchio come ha fatto diverse volte nell'arco di questa stagione. Il discorso di Ferdinando Zappavigna. Di tutto lo staff tecnico di questa squadra che fino al giorno 11 di giugno ha lavorato e adesso si vede eliminata da questa fase nazionale, raggiunta attraverso quel 6-0 di Caltanissetta contro la Panormus, la sconfitta alla seconda giornata del triangolare, la prima partita disputata contro l'Invicta Matera, 4-0 in Basilicata. Oggi il 3-0 alla Morrone, ma non basta per passare attraverso la regola della differenza reti. Vai Peppe! Dai! Abbraccio collettivo anche con il proprio allenatore in prima, Davide Adeola. Cus Palermo che termina così la propria stagione. È tutto dal Centro Universitario Sportivo di Palermo, grazie dell'attenzione, ciao da Salvo Geraci.